Allora, ritorniamo un po' a noi. Con che logica? Cioè, perché alcuni comuni dicono sì e altri dicono no? 3/4 dei soldi scomparsi al fisco che il governo cerca non sono andati all'estero, ne sono frutto di evasione fiscale, semplicemente sono scomparsi dalle banche e finiti sotto il materasso perché i risparmiatori non si fidano più delle banche che da un giorno all'altro fanno maglie. Fanno magie e sparizioni. I pensionati sono tantissimi quelli che vanno in banca a ritirare i pochi risparmi rimasti, sono i primi purtroppo ad essere molto diffidenti, hanno ricevuto anche delle batoste pesantissime perché erano quelli che avevano potuto risparmiare, i più giovani non hanno anche la possibilità di avere il conto in banca quasi, e quindi ai noi. Chi aderisce e chi non aderisce? Allora, nei comuni aderiscono ovviamente le amministrazioni a questi patti anti-evasione, però fare il patto non significa poi, come dire, renderlo operativo. Cioè concretamente il comune poi deve attivarsi per denunciare, certo. Insomma. Allora, cosa può fare il comune per reperire queste risorse? Che il meccanismo è questo. Se il comune si attiva, dopo magari vediamo su quale materie si può attivare, perché non sono tutte le materie sulle quali i comuni possono attivarsi, si attiva per fare segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate o all'INPS, quindi non è il comune che fa lo sceriffo. Qualche sindaco ci ha detto: io non faccio lo sceriffo. No, non devi fare lo sceriffo, tu fai le segnalazioni. È un tuo dovere fare queste cose, è una possibilità anche per reperire delle risorse, delle segnalazioni qualificate su alcuni campi che sono prettamente dei comuni, che sono il commercio, che sono le edilizie, le opere pubbliche, che è anche il lavoro, l'attenzione rispetto agli appalti, dove la cifra, l'Istat dice che la cifra a ottobre evasa in questo paese è 211 miliardi di euro annui nel 2015. 213 miliardi di euro sono i soldi che si spendono per la sanità. 25-28 miliardi è la legge di stabilità che stanno discutendo. Quindi 10 volte la legge di stabilità che stanno discutendo adesso nel Parlamento. Allora, io non dico che si può recuperare tout court i 211 miliardi da un giorno all'altro, però insomma tentare di fare di più sulla lotta all'evasione fiscale, anche sotto l'aspetto culturale. I sindaci, secondo me, debbono fare qualcosa, e i dati che noi abbiamo, che non sono nostri, che sono del Ministero dell'Interno, ci dicono che se i comuni si attivano possono reperire risorse che vanno, ripeto, al 100% nelle casse dei comuni. Però è diminuita l'8% in meno nel 2015 rispetto al 2014. Nel 2015 c'è stata una leggera flessione sia a livello nazionale sia a livello veneto. Nel Veneto noi abbiamo province che hanno avuto dei cali vistosi, per esempio Venezia, nell'introito. Ci sono province, come diceva prima Daniele, Vicenza e Verona, dove c'è stato un aumento sia di comuni che fanno queste segnalazioni poi vanno in porto, e sia anche nelle entità. E guardate che ci sono non solo comuni grandi, ci sono comuni anche piccolissimi. C'è il comune di Fumane, che non so esattamente dove sia, in provincia di Verona, che è già 2 anni che si porta a casa una cifra intorno ai 50-60 mila euro. Cosa vuol dire grandi evasori? Non vuol dire solo grandi evasori, vuol dire che quel comune ha messo in atto un'attenta valutazione anche sulla tassazione locale. C'è molta evasione. Se andiamo a vedere i bilanci dei comuni, tra quello che è messo nei bilanci come previsione e il riscosso, molte volte troviamo dei buchi enormi. Là ci stanno cittadini che stanno male, e allora utilizziamo l'ISEE per vedere se stanno effettivamente male, ma ci stanno anche cittadini, imprenditori che non pagano. Chiarissimo. Quindi si può fare un grosso lavoro, e per legge
questi introiti, cioè l'evaso più la sanzione, va nelle tasche del comune, o meglio nelle tasche dei cittadini. Poi dei cittadini, chiarissimo. Rispondiamo al messaggio della signora, 62 anni. Sì, allora io in questi casi consiglio sempre di rivolgersi a un sportello fisico della nostra organizzazione. Per verificare bene. Non sappiamo in che provincia c'è, ma se chiama, lascia detto, noi la ricontattiamo e gli facciamo un calcolo preciso. Perché così a naso lei ha diritto con la prossima pensione di vecchiaia, che per le donne ha una scalettatura un po' diversa rispetto ai maschi, però perché con 34 anni ha il minimo i 20 anni necessari, però non ha l'età per poter andare. Deve vedere quanto gli scatta a lei la pensione di vecchiaia, non di anzianità. Quindi è tutta una cosa che va vista, e quindi se si rivolge non paga niente, non c'è nulla da pagare, può solo chiedere una consulenza o al patronato Inca o anche un sindacato, anche il sindacato dei pensionati, lo SPI, in qualsiasi parte del Veneto, va lì e c'è anche proprio una procedura dove poi la tengono monitorata, per cui quando lei si avvicina al diritto alla pensione e la avvisano, perché sta dentro un percorso di avvicinamento alla pensione e che quindi la può. Questo è un consiglio che noi diamo sempre, perché diciamo anche in questa campagna dei diritti inespressi e consigliamo di che si avvicinino alle nostre strutture con fiducia, perché poi in realtà questo è la molla poi che fa scattare anche un possibile controllo per verificare. Per esempio lei dice ho 34 anni, ma sono tutti versati, sono contributi che in realtà bisogna fare una visura, bisogna andare nel sito dell'INPS e verificare che contributi sono, se ha dei buchi contributivi, se deve ricongiungere dei periodi, e quindi diciamo fare delle valutazioni. Allora, noi siamo giunti al termine, grazie ai nostri ospiti, ai nostri esperti dello SPCGIL di averci supportato. Avete visto, i temi affrontati sono diversi. Leggiamo l'ultimo messaggio: Renzi a Padova per promettere bufale sul referendum costituzionale. Cittadini, votate e fatevi fregare come al solito, visto che non si vota più proprio un referendum su Renzi Presidente del Consiglio. Allora, al di là di tutti i commenti che si possono fare, non abbiamo tempo di commentare il messaggio, ma se voi i messaggi che poi ci invierete o le mail noi le giriamo allo SPCGIL, oppure chi desidera essere ricontattato, come sempre chiamate negli orari d'ufficio le varie sedi dello SPCGIL provinciale, altrimenti chiamate la nostra sede, poi noi vi giriamo le chiamate a chi può darvi delle risposte. Grazie ancora, grazie a voi di averci seguito, appuntamento a domani, alla prossima settimana. Anzi. Arrivederci.